Benvenuti carissimi. Dunque, mi è capitato di leggervi Dante, mi è capitato di leggervi Tolstoi, mi è capitato di leggervi Rilke. Oggi vi leggerò un diverso autore, sul cui pregio letterario non mi pronuncio, ma che secondo me potrebbe riservarvi delle soddisfazioni. Yves Mersch, che voi non lo sapete ma adesso ve lo dico io, è un membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. In questo caso, mentre con Dante eravamo sul poema, con Rilke eravamo sul, non so se il romanzo breve o il racconto lungo, e con Tolstoi eravamo decisamente sul romanzo, qui siamo sul genere epistolare. Quella che vi leggerò quindi è una lettera che la BCE ha scritto il 16 dicembre 2019, estensore Mersch, dedicandola a 3 persone che conoscete: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Fico, Roberto Gualtieri. Non ho bisogno di ricordarvi quali ruoli istituzionali assolvano queste persone che ho citato. La lettera inizia così e io ve la leggerò quasi senza commento, quasi, perché ogni tanto, diciamo così, il commento, ancorché superfluo, sarà forse necessario per aiutare l'intuizione di alcuni di voi che si sono affacciati solo da poco alle vicende della nostra economia. Allora, la lettera inizia così: 16 dicembre 2019, vi ricordo il contesto, era stata fatta la legge di bilancio, insomma, vabbè. E quindi erano stati fatti anche i collegati fiscali. Il collegato fiscale 2019, a differenza del collegato fiscale 2018, era passato dalla mia commissione totalmente blindato, quindi io non avevo potuto farci nulla. Bene. Con la presente lettera la Banca Centrale Europea chiede di essere consultata in merito alla legge di prossima adozione di conversione del decreto legge numero 124 del 26 ottobre 2019 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Di seguito il decreto legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 252 del 26 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 27 ottobre 2019. E perché la BCE chiede di essere consultata? Chiedo io, lo spiega la seconda frase. In particolare, l'articolo 18 del decreto legge stabilisce una nuova soglia per i pagamenti in contanti, attualmente pari a 3.000 euro, fissando la soglia a 2.000 euro per il periodo dal 1 luglio 2020, cioè al 31 dicembre 2021, per poi ridurla a 1.000 euro a partire dal 1 gennaio 2022. In questo contesto il minimo edittale della sanzione per i trasferimenti di denaro superiori al limite di legge, pari a 3.000 euro prima delle modifiche introdotte dal decreto legge, è ora pari al nuovo massimo edittale consentito dalla legge, ossia 2.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1 gennaio 2022. Perché la BCE vuole essere consultata o ritiene di aver diritto di essere consultata? Lo spiega il prossimo capoverso. In conformità agli articoli 127 paragrafo 4 e 282 paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, al considerando 19 del regolamento numero 974 del 1998 del Consiglio, e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino della decisione del Consiglio 98-415, le autorità nazionali sono tenute a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese in particolare quelle relative ai mezzi di pagamento. Quindi Mersch ha ragione a dire: perché non ci avete consultato prima di mettere un limite ai mezzi di pagamento? Inoltre, in relazione alla limitazione dei pagamenti in contanti, la BCE desidera ricordare la lettera inviata al Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze nel novembre 2012,
in merito alla legge numero 214 del 22 dicembre 2011 di conversione del decreto legge numero 210 del 6 dicembre 2011 e alla legge numero 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge numero 16 del 2 marzo 2012, entrate in vigore rispettivamente il 28 dicembre 2011 e il 29 aprile 2012, in cui si ribadiva la competenza consultiva della BCE ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 della decisione 98/415 del Consiglio, con riguardo all'introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti superiori ai 1.000 euro e ad alcune deroghe a tali limitazioni, e si invitavano altresì le autorità italiane a consultare la BCE in futuro, in particolare in caso di ulteriori iniziative legislative relative alle questioni disciplinate dai predetti decreti legge. La BCE evince che il procedimento legislativo di conversione in legge del decreto legge è in fase avanzata. Ciò non di meno, la BCE chiede di essere consultata in virtù della propria competenza consultiva ai sensi del TFUE, cioè fondamentalmente la BCE dice ai presidenti, notifica ai presidenti delle Camere, ma dice al governo, perché è il governo che fa i decreti legge, lo notifica ai presidenti della Camera, non chiama in causa i presidenti delle Camere che non c'entrano nulla, c'entra il governo che fa una legge su materia della BCE, che essendo quella che emette l'euro è ovviamente competente sul sistema dei pagamenti e quindi sui limiti al contante, e ricorda che oltre a essere sgradevole il fatto di non essere consultata, è particolarmente grave che questo governo di cialtroni non l'abbia consultata, perché già a un altro governo di cialtroni era stato ricordato come funzionano i trattati. I trattati sono quella cosa che gli europeisti conoscono e gli unionisti no. E poi inizia, dopo questa parte procedurale che è l'ennesima strigliata a questo governo di incompetenti, inizia la parte di merito. E la parte di merito è molto interessante, perché adesso voglio entrare con voi. La parte di merito, MERS, cioè la BCE, la articola partendo da pareri resi ad altri governi che correttamente l'avevano chiesto, da cui si possono evincere, diciamo, quali sono le linee guida della BCE riguardo il tema del contante. Ora, è inutile dire che se si dice BCE si dice Germania, e sapete in Germania come funziona, cioè i limiti sono molto molto più laschi che in Italia, quindi ovviamente la BCE in questo parere dice al governo: stai commettendo un errore. È interessante, cioè la limitazione a contante che scatta il prossimo 1 luglio sostanzialmente è un errore, pensaci meglio, ma è interessante vedere come l'argomenta. Proseguo. Al riguardo, la BCE desidera richiamare la vostra attenzione su una serie di pareri adottati dalla BCE in merito a restrizioni all'uso del contante in altri Stati membri, compresi in particolare Grecia e Spagna, come meglio specificato nel prosieguo. In tali pareri la BCE ha espresso le seguenti considerazioni con riguardo alle limitazioni di pagamenti in contanti. Allora, contiamole. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Ci sono 7 considerazioni, poi 7 è anche un bel numero, non so se prima di andare a cena riesco a leggervele tutte, adesso mi avvertiranno quando saranno le 7:15 perché avrò da fare. Primo, la raccomandazione della Commissione 2010-191 prevede che l'accettazione dei pagamenti in contanti debba costituire la norma, ma riconosce che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede senza che ciò integri una violazione del principio del corso legale del contante. Il diritto dell'Unione e la raccomandazione della Commissione 2010-191 non affrontano esplicitamente la questione se o in quale misura sia consentito introdurre una restrizione di ordine più generale all'obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro. Di conseguenza, è necessario interpretare il diritto dell'Unione al fine di stabilire le condizioni cui deve conformarsi una limitazione ai pagamenti in banconote e monete in euro, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte perché il corso legale delle banconote e delle monete in euro sia rispettato, qualora vengono introdotte delle limitazioni generali all'obbligo di accettare pagamenti in contanti. Qual è il tema evidenziato in questo primo punto? Il tema evidenziato in questo primo punto è che alla BCE sanno benissimo, a differenza di quello che pensano i cretini che scrivono sui nostri giornali o insegnano alle nostre università,
che le banconote in euro non vengono scavate nelle miniere della BCE dai nanetti scavatori del buon Rubino. L'euro è una moneta a corso legale, cioè una moneta che viene accettata a potere liberatorio delle obbligazioni in virtù di un atto di legge. E quindi a questo punto imporre legalmente un limite all'uso di questo strumento di pagamento non è banale. Questo è il primo punto che ricordo. Secondo, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro. Di fatto elabora sul primo punto. In tale contesto il considerando 19 del regolamento numero 974/98, secondo cui, aperte virgolette, le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche decise dagli Stati membri per motivi di interesse pubblico non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari. Cioè, mi impedisci di pagare in contanti? Ma allora devi obbligare la controparte ad accettare, in virtù del corso legale, un altro mezzo di pagamento. In altre parole, ve lo banalizzo, mi impedisci di pagare in contanti? Allora la controparte scegli tu, ma o il bancomat, o la carta di credito, o l'assegno me lo deve accettare. Perché? Perché io devo potermi liberare dalle mie obbligazioni se ho liquidità. Va bene? Allora, questo considerando è stato preso in considerazione in precedenti pareri della BCE. Certo, bravissimi. Terzo, mentre in uno Stato membro possono esistere in generale altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti, quindi possono esistere altri mezzi di pagamento, di estinzione dei debiti pecuniari, l'assegno, la carta di credito, il bancomat. La disponibilità di questi altri mezzi di pagamento in tutti gli strati della società a costi comparabili con i pagamenti in contanti dovrebbe essere verificata con attenzione dalle autorità nazionali competenti. Cioè, la BCE dice al governo italiano: brutti cialtroni, il pagamento in contanti virtualmente non ha commissioni, non ha altro, voi volete costringere il vecchietto a sopportare i costi pecuniari e di apprendimento della carta di credito del bancomat, siete dei cialtroni, il diritto dell'Unione Europea non vi consente di fare questo. E perché dice questo ai cialtroni? Questo perché tali altri mezzi possono avere caratteristiche diverse rispetto ai pagamenti in contanti e quindi possono non costituire delle alternative del tutto equivalenti, virgola, cari cialtroni. A tale riguardo la BCE rileva che la direttiva 2014/92 del Parlamento europeo e del Consiglio ha reso più agevole per i consumatori dell'Unione disporre di conti di pagamento e dei servizi di pagamento elettronico ad essi correlati in alternativa al contante, cioè noi abbiamo fatto la nostra parte per rendere più accessibili i conti correnti e i pagamenti elettronici, ma voi siete sicuri di aver fatto la vostra parte per renderli altrettanto accessibili ai cittadini europei? O andate semplicemente a limitare l'uso del contante per far contenti gli scappati di casa grillini che vedono nel contante la corruzione perché non sono sufficientemente alfabetizzati da leggere un giornale e andarsi a vedere che uno dei più grandi scandali di cui la stampa internazionale si sta occupando è legato a Wirecard, che è un'azienda di pagamenti elettronici? Punto interrogativo, cari cialtroni, punto esclamativo, e questo era il terzo punto. Quarto, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote, la quarta volta glielo dicono, il corso legale delle banconote in euro sancito negli articoli 198 paragrafo 1 e 282 paragrafo 3 del TFUE. Pertanto sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni ai pagamenti in contanti proposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano efficaci al conseguimento delle finalità pubbliche legittimamente perseguite attraverso tali limitazioni. Si dovrebbe quindi dimostrare chiaramente che tali limitazioni permettano di fatto di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale. In altre parole, cari cialtroni, so che siete degli cialtroni, degli scappati di casa, siete un'accozzaglia di persone incompetenti
e allo sbando politicamente. So che dovete dare un contentino alla parte giustizialista e manettara della vostra maggioranza, perché altrimenti ve ne andate tutti a casa e, diciamo così, in virtù del fatto che è stata combattuta la battaglia contro il vitalizio, voi state attaccati alla poltrona perché altrimenti morireste di fame e noi non vogliamo condannarvi a morte. Però non ci raccontate questa cazzata che lo fate per la lotta all'evasione, perché voi non ce lo avete dimostrato che limitando il pagamento, sì, certo c'è qualche, diciamo, caratterista del giornalismo che ogni tanto prova a dimostrarlo, ma insomma voglio dire, non c'è nessuno studio scientifico che lo dimostri, non ce lo avete dimostrato, prima di mettere un provvedimento simile dovreste dimostrarcelo, perché voi state ledendo il corso legale e state ledendo le nostre prerogative, cari cialtroni, e noi siamo la BCE, non ci facciamo ledere le prerogative, mica siamo come il Parlamento italiano che voi da cialtroni trattate come se fosse una pezza da piedi. Se ci provate con noi finisce male. Vabbè, per questo insomma, normale testa di cavallo fra istituzioni. Chiaro il punto quindi? Cioè qui dicono si dovrebbe quindi dimostrare chiaramente che tali limitazioni permettano di conseguire la finalità della lotta all'evasione fiscale. Significa che non è dimostrato chiaramente che tali limitazioni permettano di conseguire la finalità della lotta all'evasione fiscale, perché se lo devi dimostrare vuol dire che non è dimostrato. E se devi dimostrarlo prima di mettere un limite, significa che tu stai mettendo un limite in modo arbitrario, perché lo stai facendo in virtù della tua volontà di far star buoni i più, diciamo così, riottosi della tua maggioranza, che in realtà tu vorresti spappolare, perché se non li spappoli poi loro votano il prossimo Presidente della Repubblica con noi e tu ti ritrovi Beppe Grillo invece di quello che c'è ora, per dire, no? Ma questo è un altro discorso, non entro in questo. Ne parleremo quando sarà il momento. Ora incombe, come sapete, la lieta ricorrenza della fine dell'evasione grazie alla lotta al contante. Poi, quinto, erano 7, ce l'abbiamo quasi fatta. Le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero anche essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non dovrebbero andare al di là di quanto necessario per conseguirli. Qualsiasi ripercussione negativa delle limitazioni proposte dovrebbe pertanto essere attentamente ponderata a fronte dei benefici pubblici previsti. Nel valutare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative della limitazione in questione, nonché se possano essere adottate misure alternative idonee a conseguire il relativo obiettivo con minori ripercussioni negative. Qua poi ci sono tutta una serie di pareri citati in nota, ma il succo della questione è: state danneggiando una quantità di persone che non hanno accesso a certi mezzi di pagamento, non possono averlo a dei costi decenti, lo state facendo per un motivo pretestuoso e ve ne state strabattendo delle conseguenze negative di questa scelta. Noi ci dissociamo da questo modo di fare da cialtroni. Se lo fate è, diciamo, responsabilità vostra. Sesto, la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è anche generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale moneta legale, è ampiamente accettata, è rapida e agevola il controllo sulla spesa di chi paga. Perché se tu decidi che non vuoi spendere più di 1.000 euro al mese, prendi 1.000 euro, li metti lì e quando sono finiti è agevolato il controllo della spesa. Se tu paghi con la carta, facilmente arrivi a 3.000 e neanche te ne accorgi. È una banalità. Ma non è una banalità così banale, evidentemente, visto che la evoca la BCE. Il contante costituisce inoltre un mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare istantaneamente un'operazione ed è l'unico metodo di regolamento in denaro di banca centrale al valore nominale che non consente legalmente di imporre tariffe per il suo utilizzo. Cioè, su tutti gli altri mezzi di pagamento, anche qualora tu li rendessi, diciamo così, a corso legale, cioè imponessi a uno di accettare l'assegno, per dire, ma tanto l'assegno sempre ha un costo per chi paga. Il contante no. Quindi di fatto che cosa stanno dicendo? Cosa sta dicendo la BCE ai cialtroni? Cari cialtroni, voi
diciamo così, vi predisponete con animo lieto per far contenti gli scappati di casa a pagare il pizzo, diciamo, al sistema bancario, che poi non è neanche lui, diciamo, secondo me, all'origine di questo provvedimento normativo. All'origine di questo provvedimento normativo c'è solo il delirio ideologico. Comunque, vabbè. Inoltre, i pagamenti in contanti non richiedono un'infrastruttura tecnica funzionale con i relativi investimenti e sono sempre disponibili. Ciò riveste particolare importanza in caso di indisponibilità dei pagamenti elettronici. Dottor, siamo arrivati. Quant'è? 20 euro. Ecco la carta. La carta non mi prende, mi sposto, mica mi sposto, quelli dietro suonano. Allora la richiesta è: cari cialtroni scappati di casa, d'accordo? Prima consentite a un cittadino di questo paese di essere connesso ragionevolmente, non dico ovunque, ma almeno nelle grandi città, e poi andate a limitare il pagamento in contante, cioè andate ad imporre il pagamento elettronico moralizzatore, secondo la vostra testa. Ho detto solo testa, non ho aggiunto complimenti di specificazione, so che voi lo avete fatto perché siete delle brutte persone, non si deve fare hate speech, però è anche la verità. Inoltre, e attenzione perché qui c'è una parola molto ambiffiosa, inoltre i pagamenti agevolano l'inclusione dell'intera popolazione nell'economia. Occhio, ma come? Ma come? Ma come, cialtroni? Voi mi volete essere ambiffiofi, sostenibili, mi volete anche essere inclusivi e poi mi adottate una misura che esclude dall'economia, cioè sostanzialmente esclude dalla società una serie di persone che per di più sono le fasce più fragili della popolazione, quelli che per una serie di motivi economici o anagrafici o comunque latamente sociologici non hanno accesso a questa gran figata che sarebbe secondo voi la moneta elettronica, che è una figata perché non attacca le malattie. Peraltro non ho mai visto nessuno leccarsi una banconota, diciamo così, ho visto persone baciare cani ma non in bocca, ma erano persone di sinistra, quindi insomma la cosa non ci riguarda, ma non ho mai visto nessuno leccare una banconota, insomma. Vabbè, lasciamo stare. Va. Settimo, siamo arrivati al settimo. Ah, poi ci stanno anche cose sulla soglia. La direttiva 2000, quindi non siete inclusivi. Attenzione, se non siete inclusivi, forse non siete neanche sostenibili, non siete neanche poderosi e non siete neanche ambiffiofi. Allora qua c'è qualcosa che comincia a scricchiolare. Settimo, la direttiva 2015-849 del Parlamento europeo e del Consiglio, mentre conferma che i pagamenti in contanti di importo elevato, cioè importi tali per cui il partito di maggioranza relativa non l'ha mai visto in vita sua, tanto per capisse, nelle singole persone che lo compongono, perché chiaramente mancava di quelle capacità professionali tali per cui ti passano i soldi per le mani, si espongono al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che è sicuramente una delle priorità degli infiniti vecchietti che in giro per l'Italia devono fare pagamenti, finanziare il terrorismo. Ecco, quindi mentre ci conferma autorevolmente la direttiva 2015-849 che i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiede che i soggetti che commerciano beni non altrimenti soggetti obbligati ai sensi di tale direttiva, siano comunque classificati come soggetti obbligati secondo la direttiva stessa e applichino misure di adeguata verifica della clientela soltanto nei casi in cui effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiori a 10.000 euro. Ne consegue che la proposta di legge dovrebbe stabilire una soglia proporzionata per le limitazioni ai pagamenti in contanti, tenuto conto degli obiettivi di tali limitazioni. Cioè, se tu me la meni, nonostante Wirecard, nonostante Danske, nonostante infiniti altri scandali, che il problema è il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, allora mi devi rientrare nell'alveo delle leggi dell'Unione Europea che tu tanto veneri e poco conosci, che già stabiliscono che se avviene un pagamento in contanti sopra i 10.000 euro, la controparte, quello che accetta i soldi, è tenuto a fare delle verifiche e delle notifiche. Quindi, diciamo, per pagamenti di importo elevato,
20 milioni di lire, voglio dirvelo così, non mi fate dire questa parolaccia, sopra, pagamenti sopra i 20 milioni di lire, tu hai degli obblighi di notifica. Il problema del riciclaggio, delle doppie punte, del finanziamento al terrorismo, del colesterolo, eccetera, eccetera, è già risolto, non hai bisogno di limitare il contante. Bene. Poi, riguardo alla soglia per i pagamenti in contante, la BCE in particolare, aggiungo una parentesi, quando è stata consultata, ha raccomandato alle autorità greche e spagnole quanto segue. Grecia. La BCE ha ritenuto sproporzionata la vigente limitazione ai pagamenti in contanti di 500 euro per le operazioni tra consumatori e imprese, alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamento in contanti. Di conseguenza la BCE ha raccomandato al legislatore o intenda mantenere le limitazioni ai pagamenti in contanti di scegliere soglie più elevate. Quindi la Grecia, cioè diciamo così, un paese devastato nelle note, secondo il noto procedimento cui vogliono sottoporre anche noi, era arrivata, avendo perso qualsiasi dignità e qualsiasi sovranità, a imporre ai suoi cittadini un tetto di 500 euro per i pagamenti in contanti. Perfino la BCE gli ha detto che non era il caso. Perfino la BCE. No? Qui siamo arrivati al punto che, diciamo così, ma questo penso che sia sempre successo, credo che ci fossero più persone di buonsenso fra le SS che fra i repubblichini, no? La storia si ripete, la prima volta come tragedia, la seconda come PD. Spagna. La BCE ha ritenuto sproporzionata la riduzione della limitazione ai pagamenti in contanti a 1.000 euro, che è quella che ci tocca dal gennaio prossimo, per operazioni in cui chi paga agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamenti in contanti. La BCE ha inoltre affermato che la limitazione proposta rende più difficile regolare operazioni legittime mediante l'utilizzo del contante come mezzo di pagamento, mettendo in tal modo a rischio il concetto di corso legale. Cioè, chiaro che cos'è a rischio? Bene. In aggiunta a ciò si fa rilevare che in data 5 dicembre 2019 la BCE è stata consultata dal Ministro delle Finanze dei Paesi Bassi in merito a una proposta di legge che impone un divieto di pagamento in contanti a partire dalla somma di 3.000 euro per i soggetti che commerciano beni. Allora, l'Olanda voleva mettere il limite a 3.000, ha consultato la BCE. Gli elementi principali della proposta di legge sono i seguenti. La proposta di legge vieta a chiunque acquisti o venda beni nell'esercizio delle proprie attività commerciali di effettuare o accettare pagamenti in contanti pari o superiori a 3.000 euro. La proposta di legge fa parte di un piano di azione volto alla prevenzione del riciclaggio di denaro. La proposta di legge non si applica ai consumatori, cioè si applica ai commercianti nelle operazioni fra loro, B2B, ma non si applica ai consumatori. Testa di cavallo finale, la BCE gradirebbe che le autorità italiane prestassero la dovuta considerazione alle osservazioni che precedono, consultando la BCE prima che il decreto legge sia convertito, cosa che ovviamente non è stata fatta. Aggiungo io perché ovviamente, diciamo, essendo dentro. Bene, e voi pensate che il fatto che la BCE stessa gli dica di non farlo, e gli dica di non farlo per motivi documentati, giustificati e plausibili, fermi questi qua? Ovviamente no. D'altra parte loro hanno solo questo, cioè solo questo tipo di battaglie ideologiche, la discriminazione contro, eccetera, eccetera. Non mi fate entrare in questa dolorosa agenda, e salvare l'economia, perché il nemico dell'economia è il culaco bottegaio o il culaco professionista che facendosi pagare in contanti evade delle somme fantasmagoriche. Loro hanno fatto un buco di del 13% del PIL perché sono stati a litigare fra loro mentre c'era bisogno di agire, e perché non hanno capito quello che stava succedendo, e perché hanno dovuto aspettare che la Germania mettesse 156 sul piatto per capire che noi avevamo ragione a dire che bisognava mettere 100 sul piatto e subito per rassicurare le imprese. Loro hanno approfittato di un evento naturale raro, infausto, imprevedibile,
per pareggiare una serie di conti con una serie di realtà che a loro stanno ideologicamente sulle scatole, che sono il mondo delle professioni, il mondo delle partite IVA, il mondo delle scuole paritarie. Hanno approfittato di questo e adesso naturalmente arriva anche il limite al contante, ma il limite al contante è un problema che loro hanno risolto alla radice, perché con una recessione che si annuncia ormai come la terza più grande, forse anzi la seconda più grande a questo punto direi nella storia della Italia unita, perché se scendiamo di meno 13 facciamo peggio che nel 1945, quindi solo nel 1944 le cose sono andate peggio. Il problema del contante sarà risolto alla radice. Molti di voi non potranno spenderlo perché non lo avranno e questi 4 cialtroni ancorati alla poltrona regneranno su un cumulo di macerie.